canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da imparare ancora, ce lo dirà, e sono io oppure sei tu, che hanno mandato più lontano, per poi giocargli il ritorno, sempre all'ultima mano, ma sono io oppure sei tu, che ha sbagliato più forte, e per sentirti tutto il mondo fra le braccia, ci stia trovando anche la morte, ma sono io oppure sei tu, e sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone. Questi erano alcuni dei protagonisti che hanno popolato le pagine entusiasmanti di Musicultura negli ultimi 25 anni. Musicultura essenzialmente coltiva la canzone per quello che è, un'espressione popolare artistica che deve dialogare con le altre discipline. Andiamo a vedere dietro il palco e sul palco cosa è accaduto nella 25esima edizione del Festival di Musicultura, con i grandi protagonisti, artisti che abbiamo amato e continuiamo ad amare per quello che hanno fatto e che faranno, e naturalmente le nuove proposte, la nuova linfa del cantautorato italiano. Questo grande incontro per me è stato il sogno realizzato con questo disco e con l'incontro di grandi solisti come naturalmente Andrea Lucchi e tutti i suoi grandi musicisti, l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. È una cosa che io trovo molto interessante, che ho trovato interessante in questo progetto, è stato la naturalezza con cui, diciamo, i ritmi di Tony si sono sposati con la musica colta. C'è un personaggio che è nato qui a Musicultura e che ho visto palesarsi, cioè quello qui, Renzo Rubino, che qualche anno fa con un pezzo che si chiamava Bignè, e lui ne faceva uso perché negli ultimi mesi vedo che hai perso pure qualche chiletto dall'ultima volta che ti abbiamo visto qui a Macerata. Bignè sono sempre nel mio cuore e nel mio frigorifero, comunque, oltre che ad essere una canzone. Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema d'amor. No, non temere
se puro è l'amore. Il nostro amor non potrà mai finire. Stringiti a me, poi lasciati andare. Il nostro amor non potrà mai finire. Stringiti a me, poi lasciati andare. Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema d'amore. Tutto quello che ho sentito dire sul Musicultura è bello e devo dire che per questo primo pomeriggio che sono stata ho respirato una bellissima atmosfera. La felicità, la felicità, la felicità, non ricordo più che sapore ha la felicità. Parto in vacanza tutta l'estate senza di te. Il sole splende, mi guarda e ride, ride di me. Quello che voglio non lo so neanch'io poi che cos'è. Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. La felicità, la felicità, la felicità, non ricordo più che sapore ha la felicità. Io sono leggermente vecchio e, come a tutti i vecchi, capita di perdere per la strada gli amici. Gli amici sono importanti perché ti fanno compagnia e quando mancano anche il ricordo piano piano sbiadisce, si perde. Bisogna cercare di ricordarseli, che come per non farli morire del tutto. E di questi amici adesso vi racconto un po' di cose, cioè vi racconto quello che hanno dato, perché gli uomini riescono a sopravvivere non per quello che hanno preso, che hanno avuto, ma per quello che hanno dato. E questi amici hanno scritto delle bellissime canzoni per voi.
quando la sera tu torni a casa non ho neanche più voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che hai sperato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma vedrai che cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito, sai, non so dirti come, quando, ma vedrai che cambierà. Ci muoviamo insieme, come se lui cantasse suonando e io suonassi cantando, quindi è una cosa, e questi sono incontri che praticamente ti capitano una volta nella vita, insomma, questa capacità di essere insieme, e in musica è qualcosa di eccezionale, magico. Suona un'armonica, mi sembra un organo che canta per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me, nel cielo, per te e per me. Nel cielo, per te e per me, nel cielo. Gino Paoli, Danilo Rea. Gino, hai mantenuto la promessa di venire a festeggiare i 25 anni di Musicultura perché ci tenevi molto. Che cos'ha di speciale questo festival, Gino? Beh, è una finestra aperta sul domani dei giovani, degli autori giovani. Una finestra sul futuro è l'unica cosa che conta in questo momento, non soltanto per la musica, direi. Gino Paoli, Danilo Rea. Gino Paoli ha definito Musicultura una finestra sul futuro e in effetti Musicultura in 25 anni è stata una finestra e un banco di prova importante per tantissimi artisti che hanno potuto quindi mettere alla prova le loro capacità e la loro creatività. Pensate che sono stati più di 40.000 gli artisti, tutti autori, che si sono iscritti nelle edizioni di Musicultura e hanno avuto modo di essere giudicati, selezionati da un comitato artistico che vanta nomi come quello di Vasco Rossi, Dacia Maraini, Tiziano Ferro, Carmen Consoli e tanti altri, e in molti da Musicultura sono partiti per arrivare a palchi prestigiosi e intraprendere quindi la loro carriera con una quota personale sempre molto particolare. Parliamo di Gianmaria Testa, di Simone Cristicchi, di moltissimi, fino a finire all'ultimo Renzo Rubino. A questo punto andiamo a conoscere quelli che sono i nuovi protagonisti della canzone d'autore italiana, i partecipanti a questa 25esima edizione. C'è da sottolineare che sono tutti autori
autori delle canzoni che interpretano, tutti con una loro particolare originalità e genuinità. Adesso ci spostiamo allo Sferisterio di Macerata, perché è proprio il voto del pubblico che decreta il vincitore ufficiale, a cui va il primo premio assoluto di 20.000 euro. Cominciamo questo nostro racconto con Le corde pazze e Core a Core. In 5 ore, 15 minuti appena, e le pellicce e le signore stanno entrando dentro i cinema, i teatri e la TV. Amore, sorridi, tesoro, sorridi, che siamo in onda, sottosegretari ai mandolini, con le sottosegretarie sotto ai tavolini, cara, hai mille aspirazioni, ma perdonami perché tra 5 minuti devo scappare in Costa Rica. Lancio in promozione questa mia canzone inutile per la rivoluzione. Baciami amore mio, non ci pensare, che suonerò questa mia canzone stelle alla televisione. Baciami amore mio. Io ho molto apprezzato la canzone delle Corde Pazze, La Rivoluzione, che ha un ritornello anche molto radiofonico, quindi auguro loro di avere anche un successo commerciale, che qua è una parola che... Quando apri il cuore del giglio ci trovi una zella che te fa pensare. Quando finisce la festa quello che resta è roba da buttare. Così nell'amor più gentile cadute de stile si fanno aspettare. È passato la bracadabra, son nere parole che tocca ascoltare. Quando la vese incontra col fiore, col vino, col bicchiere, se inizia a cantare. Pure dentro l'amore all'inizio pare un armistizio, non si fa che parlare. Poi come davanti alla gricia, tutto d'un tratto non si sente fiatare. Il primo bacio che si posa lieve, come la neve, tutto azzittirà. Mo quasi quasi vado al bar della cortellata. Meglio una cortellata che stacci a pensare. Mo quasi quasi mi confido con un infame, perché senza essere tradita io non so più stare. Claudia, che botta è stata? Bellissima, bella. Diciamo sinceramente che nella mia vita questo è un palco importante, e farlo e calcarlo con loro dietro, con Core a Core e con la canzone popolare romana, non ha veramente, non riesco proprio ancora a credere l'emozione o a spiegarti l'emozione che ho provato in questo momento. È giusto essere qui perché questo è il posto che può permettere alla canzone d'autore di crescere ancora e rinnovarsi. Grazie Musicultura. Io sono troppo bolognese, tu
sei troppo napoletano, egli è troppo torinese e voi siete troppo di Bari. Sì, noi siamo troppo orgogliosi, loro sono troppo veneziani e anche dentro la stessa città siamo sempre troppo lontani. E siamo sempre troppo romani, sì che siamo troppo milanesi, e lo vedi anche allo stadio che siamo sempre troppo tesi. Siamo tifosi poco sportivi, siamo troppo fiorentini e la polizia controlla che non stiamo troppo vicini. E allora sono troppo bolognese, tu sei troppo cagliaritano, sventoliamo troppe bandiere col bastone nella mano, diventiamo troppo violenti, se non ci spacchiamo i denti comunque ci promettiamo in coro che ci romperemo il culo. Calabrese e voi troppo molisani e noi siamo troppo chiusi, loro sono troppo altoatesini e anche se è caduto il muro abbiamo sempre troppi confini. E eravamo troppo fascisti e anche troppo menefreghisti, allora giù botte coi manganelli, non eravamo troppo fratelli, poi diventammo troppo comunisti e anche troppo democristiani, e sì che il tempo passa, siamo ancora troppo italiani. È una scenografia incredibile e poi è un festival che fa incontrare i musicisti, dà anche la possibilità di fare cose come questa con Luca questa sera. Io sono particolarmente contento perché quando Luca ha registrato sul nostro disco avevo la febbre 39 con possibili picchi verso i 40 e non ero riuscito praticamente a vederlo. L'anno scorso sono stato coinvolto da questa band che io amo molto e mi hanno coinvolto per fare una canzone bellissima d'amore, con ironia e intelligenza come scrivono loro, e io ho accettato subito e sono i Perturbazioni. Chissà se son contento, chissà se mi accontento di non raccontare mai a nessuno cosa sento. Chissà se son contento oppure mi accontento di non domandare mai a nessuno cosa sente. Chissà se son contento oppure mi accontenterò. La sensazione sul palco è quella di avere la gente molto vicino. Non ti saprei raccontare cosa, però è fortissimo. Odore di strada, questa notte di Berlino spettinata. I miei 20 anni in una sigaretta fumata male. Tutto questo vento che non riesco ad ingannare. Ma quanta gente per le strade sarà festa. Dove si deve andare? Odore di strada, di mele, di autunno e di poesia. Un uomo calvo mi chiede una moneta, ma con me ho solo sogni e qualche scusa. Qual è la strada? Mi perdo in un labirinto ad est. Qual è la strada verso te? Qual è la strada verso te? Mi perdo e ho paura. Qual è la strada verso te? Mi accorgo di essere sola. Qual è la strada verso te? Da questa esperienza di musicultura
io volevo questo, arrivare allo Sferisterio, su quel palco lì, e ci sono stata. È stato dolorosa scriverla, molto, molto dolorosa, ma le devo tutta a questa canzone. Sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Avevo messo da parte un pezzetto di futuro, facendolo in bianchino di muro in muro. Ho messo su famiglia, ho avuto 4 figli, ho rinunciato a tutto per costruirgli sogni. Una mattina è arrivata una lettera speciale, diceva in bello stile: questo è un taglio al personale. Mi è bastato poco per essere più niente, neanche più mia moglie mi trova divertente. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Io amo dare alle persone sfortunate, agli ultimi, a quelli che la società reputa ultimo, perché anche io sono stato reputato ultimo, ho vissuto una vita di pregiudizi, soprattutto a scuola, e ho sempre lottato, mi sono sempre detto: quando sarò grande non deve accadere con gli altri. Essere qui questa sera, sapere che i protagonisti poi sono veramente i musicisti giovani che se la giocano e noi siamo degli ospiti, essere invitati qui è un grande onore, quindi grazie di cuore a Musicultura. Erika, tu eri l'unica, ma soprattutto nelle ore di ginnastica. Per te solo al pensiero io mi sentivo un uomo, per te io componevo inutili poesie. Angela, serata libera, dentro al silenzio nella camera dei tuoi. Abbiamo rifatto il letto, ci ha visti solo il gatto, con la paura dello scatto della serratura. Monica, confetti e musica, un tatuaggio che ora anch'io so dove sta. La messa è già finita, tu ti sei rivestita e siamo gli ultimi invitati a andare via. Chi sono io? Cosa sarò? Che cosa sono stato? Per quello che ho vissuto e quello che ho immaginato. Cosa di te? Cosa farò? È così complicato. Se vuoi ho già dalla voglia di ricordarti a memoria. Sicuramente un festival così che dà tutto questo risalto a delle nuove realtà musicali è, insomma, come dire, tanto di cappello, perché effettivamente, come dicevi tu, all'interno di rassegne importanti poi in effetti i giovani o comunque quelli più sconosciuti vengono relegati in degli spazi tra virgolette minori. Invece qui ho notato proprio con stupore che c'era tutta questa grande spazio, ed è uno dei motivi per cui poi siamo voluti venire, sostenere questa manifestazione importante che tra l'altro è arrivata al 25° anno, quindi insomma. Le incomprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Domani invece devo ripartire, mi aspetta un altro viaggio e sembrerà come senza fine, ma guarderò il paesaggio. Sono lontano e mi torni in mente, ti immagino parlare con la gente.
il mio pensiero vola verso te per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza come indelebili emozioni che non posso più scordare, e il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. È stata un'emozione incredibile, c'è ancora l'adrenalina. Questo è il senso di tutto, portare l'adrenalina e il brivido. Eccetera, si separò da eccetera. Devo averti sognata al principio di un rigo. Ho provato a sfogliare, c'erano tante parole, ma di te neanche un grido, forse solo l'odore. Tra le file di inchiostro io cercavo col dito il tuo viso nascosto dentro il senso di un libro. Fu così che mi chiesi se eri già stata letta sui puntini sospesi, anche l'occhio si invecchia, restai senza parole quando volarono su. Tu parlavi di doveri e adesso dov'è quel senso del dovere che ti lega a me? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza nessuno? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza qualcuno? Gli EQ, eccetera, eccetera, è un piccolo capolavoro, insomma, lì poi c'è anche la mano di Bergonzoni, loro bravissimi anche nella... cioè io amo molto le cose un po' rock. Toto Toralbo invece è tutta un'altra cosa, atmosfera delicatissima, napoletano, ricalca un po' quei classici di quelle canzoni che ti fanno venire un po' i brividi, no? Notte, stanotte, coperta da miriada gente che non può sfugare, viento portata co viento, una dore ciaradina mi fa ricordare che voglio cantare una strana canzone. Non so c'è parole, ma voglio provare tra mani e risate, forse sto ubriaca. Rimane se torna a pensare. Luna stanotte si presta, si arrapa a finestra, si lascia toccare. Via oramai solitaria, chissà quanta storia potesse contare per farmi cantare una strana canzone. Non so c'è parole, ma voglio provare. Ogni ora è schiarata, sto ancora ubriaca. Tra poco si torna a pensare. Fare musica insomma da mestierante vuol dire tante cose, vuol dire comunque non avere sempre un pubblico capace di capire, di ascoltarti, oppure la musica folcloristica, la musica napoletana, che è quella che faccio io, diventa solo e semplice intrattenimento folcloristico. Quindi in un certo senso Musicultura va a prendere la musica popolare, la canzone popolare, ma non solo napoletana, la canzone popolare italiana, che è quella un po' importante, quella che ci riporta alle nostre radici, e la valorizza. Sta facendo le prove?
Ok, no, tanto no, sai cos'è? Che lui è uno che mi tira le cose perché lui è determinato così, però uno gli vuole fare complimenti e fa finta di non capirlo, mi fa... Luminosa natura morta con ragazza al computer, poverissima patria, arriva la deriva economica. Luminosa natura morta con ragazza al computer, poverissima patria, arriva la deriva economica. Le stelle cadendo cercano il tuo volto, cadendo 20.000 leghe sotto il mare Adriatico, cadendo dopo gli ultimi anni di scioperi. È solo un momento di crisi di passaggio che io e il mondo stiamo attraversando. È solo un momento di crisi di passaggio che io e il mondo stiamo superando. La luna sui sentieri, sui destini generali, sui ragazzi che giocano a calcio nei penitenziari, le stelle sui viali, sulle offerte speciali, sulle ragazze che cantano nella notte versi militari. Pa, 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 Bohemia de París, alegre, loca y gris, y un tiempo ya pasado, en donde un desván con traje de cancán posabas para mí, yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia era el amor, felicidad. La bohemia era una flor de nuestra edad. Lo importante è servire la musica, non utilizzare la musica, che è una cosa differente, e la volontà di compartire, di stare desnudo. E questa è la lotta eterna, buscando questa nudità che non sempre è possibile. Strade sbagliate, passi falsi, noi ci siamo persi, guardiani di frontiera nella terra dei rimorsi, che sta sospesa col seme perso in fondo al mare, che affoga i sogni e non ci insegnerà a nuotare, no. Eppure il tempo sembra non passare mai in questo angolo acuto. Mi dicesti aspetta, nel silenzio la mia vita ti sta chiamando. D'amore di altri così irreversibili ti parlerò e ti dirò che qui non è cambiato niente. Sotto le lune di periferia
ti senti protagonista e ti senti soprattutto tra persone come te che fanno il tuo stesso lavoro, che comprendono, come dire, il tuo spirito, le tue motivazioni, per cui insomma si sta benissimo. Siamo in attesa di conoscere il vincitore assoluto di Musicultura, ma in realtà Musicultura ha già assegnato dei premi, dei riconoscimenti. Il primo in assoluto ad essere stato assegnato è quello che probabilmente ha più valore per un artista, quello della radiofonicità. E qui ci sono Silvia e Timisoara che rappresentano e hanno condotto per Radio 1 queste 3 giornate speciali, che hanno dato riconoscimento e premio a Flo, che quindi si vanta di essere il più programmato, il più radiofonico. Silvia, come possiamo definirlo? Beh sì, quello che probabilmente più è vicino a quella che è l'idea di musica per Radio 1, non che gli altri non lo siano, è stato anche abbastanza difficile scegliere. Stabilire, però siamo contenti di aver premiato una donna, perché di solito la donna è cantante, interprete e ballerina e conduttrice, più difficilmente è considerata compositrice. La sveglia, poi cerchi in un angolo della tua mente la voglia, ti guardi allo specchio e sai che non potrai trovarla, perché sollevare quei pesi ti sfianca le membra al passare dei mesi, perché quel rapporto salario-lavoro ti leva rispetto, ti toglie decoro, perché respirare lo zinco ed il ferro t'ammazza i polmoni e ingrassa il verro. Tuta blu, motore economico, asse portante di questo paese, sei tanto importante, ne sei cosciente, però non arrivi alla fine del mese, rischiara la mente, riaccendi un cervello assuefatto al calcio e al grande fratello, insegna ai tuoi figli quel po' di cultura, di memoria storica, senza paura. Tuta blu, tuta blu. La rabbia è un piccolo fuoco che poi si trasforma in incendio, perché aumenta tutto tranne il tuo stipendio. Un calcio a un pallone che vale 1 milione, mentre il tuo sudore non vale più niente. S'accento il divario a formare un burrone in cui scivola il povero e sale il potente, e ai bordi di questa voragine siede il politico ozioso e indifferente. Oh, tuta blu, tu sei il monumento dai piedi alla testa in Italia, l'esempio di cosa amor patrio, sei il padre famiglia, la lotta e l'antitesi a questo scempio politico a salvaguardare una casta di destra o sinistra ma coi soldi in tasca. Tu senza progetti e senza un risparmio sei l'equilibrista sul filo del senso precario. Oh, tuta blu, tuta blu. Ho provato a dominare l'emozione, devo confessare che il rospo a questa altezza della cassa toracica è rimasto, però l'ho dominato abbastanza bene. La canzone di Dante che ha vinto è una canzone bellissima, di enorme intensità, e certamente il fatto che lui sia un metalmeccanico, quindi canta se stesso anche, le dà una forza incredibile, e poi lui la canta in maniera molto, molto calda, molto potente, no? Con piena forza ed energia. Musicultura, ricordiamo, ogni anno al vincitore assoluto dà 20.000 euro e agli altri vincitori di altri premi, che non vogliamo considerare minori, però altre cifre considerevoli. Per un totale, ho fatto più o meno un calcolo, potremmo arrivare non al 1 milione di euro, ma intorno agli 800.000 euro sì. E sono cifre che fanno tremare i polsi in un momento in cui sulla musica e lo spettacolo in genere si tende a non investire più o più tanto, ecco. Ezio. Beh, da questo punto di vista abbiamo pensato a un certo punto della storia del festival, molto presto, che anziché una processione di seminari sulla musica, sul rinnovamento e così via, sarebbe stato molto più utile riconoscere un premio in denario ai vincitori del festival, perché in certi periodi della carriera è fondamentale non solo un'iniezione di fiducia, ma anche una concreta dimostrazione economica che possa, se non altro, garantire
una maggior possibilità di libertà creativa. Abbiamo superato i 25, siamo appunto, praticamente stiamo entrando nella preparazione del 26esimo anno. Qual è un nome che vorresti mettere in cima ai sogni nel cassetto, Piero? Penso che ormai lo conoscano tutti, nel senso che, mi ripeto, è diventato non più un sogno ma quasi un incubo, nel senso che vorrei tanto avere Bob Dylan, perché secondo me ha rappresentato in un momento cruciale un modo nuovo di fare canzone, in cui il testo veniva nobilitato e assumeva una dimensione diversa. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna, o forse no. È sveglia, mi guarda, non so. C'è l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare. È leggero il mio pensiero, oh, quasi paura che si perda. Fare i musicisti significa ogni volta vivere le cose che fai. Allora, così come oggi abbiamo vissuto per l'ennesima volta Giulietta e Romeo di Prokofiev, abbiamo rivissuto per l'ennesima volta Impressioni di settembre con il rispetto che si deve a brani che devono essere vissuti, perché noi non siamo i pittori che, bene o male, una volta che hanno fatto il quadro lo mettono lì e dopodiché è tutto finito. Noi abbiamo il dovere di vivere ciò che facciamo. Fabrizio De André disse di essere spaventato dall'idea di vedere riarrangiate le sue canzoni da una band rock e portate insieme in concerto. Poi arrivò la PFM e tutto cambiò, anzi divenne una spinta propulsiva verso il futuro della produzione artistica del grande autore genovese. La cosa con Fabrizio è nata perché noi abbiamo proposto a lui qualcosa di indecente secondo il suo metro e lui ha accettato. Il grande coraggio è che una persona con quella capacità artistica, con quella poesia immensa che aveva, ha accettato di rimettersi in gioco in una cosa che per lui era sconosciuta.
giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggì da me, tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggì da me, tornerai. E tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. E fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Per cover di solito si intende il cercare di avvicinarsi il più possibile all'originale. Ecco, quello che tento io di fare è scappare dall'originale, ma non perché non mi piaccia, perché sarebbe assolutamente inutile, visto che quella cosa già esiste quel tipo di emozione. Venuto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Fammi la chiusura, dai, diamo appuntamento al prossimo anno. Ma io sono contentissimo perché ne ho fatti 6 di seguito, quindi essendo il 25esimo vuol dire che un quarto del percorso di musicultura l'ho condotto io, e sono onoratissimo da questo, perché è un festival di grande qualità da ogni punto di vista. Quindi non so se ci sarò anch'io l'anno prossimo, però so che Musicultura deve andare avanti alla grande, perché è un grande spettacolo, è una grande semina, è una grande possibilità per i giovani talenti, per i talenti che hanno qualcosa anche da dire, non solo da cantare. E quindi in bocca al lupo a Musicultura.